Oggi giornata contro la tratta, il Papa all'Angelus è un crimine vergognoso. Francesco ha poi esortato i fedeli a non essere spettatori distaccati al grido di fame del mondo. Festa della Madonna della Lettera a Santa Margherita Ligure. Il Vescovo torna sulle linee dell'Assemblea Sinodale di giugno e insiste non pensare solo alle necessità materiali, ma vivere davvero la vita di fede. Piano di sviluppo rurale già erogati alle imprese i primi 35 milioni di euro. A sottolinearlo l'assessore regionale Maia all'Expo dell'Alta Valtrebbia, trovare altre agevolazioni e semplificazioni per l'avvio dei bandi. Il fascino di Montallegro in notturna, affollata conferenza di Vittorio Sgarbi ai piedi della scalinata che porta al santuario illuminato di blu, prima salita della funivia dopo il tramonto. Le ragazze dell'Under 19 del Rapallo Pallanuoto campionesse d'Italia. Il capitano delle gialloblu, Nicole Zanetta, eletta miglior giocatrice della Final 8, disputatasi nella vasca del Poggiolino. Buongiorno ai telespettatori delle TG13. Oggi, 30 luglio, ricorre la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani. In tutto il mondo sono oltre 40 milioni le vittime. All'Angelus il Papa ha definito il fenomeno un crimine vergognoso. Francesco ha anche invitato a non essere spettatori distaccati del grido di fame del mondo. Vediamo. La tratta degli esseri umani è un'industria macabra che fattura 150 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel 2016, secondo i recenti dati diffusi da diverse ONG, quasi 10 milioni di bambini sono stati costretti in schiavitù, venduti o sfruttati a fini sessuali e lavorativi. In tutto, le persone in queste condizioni sono 40 milioni, 7 su 10 sono donne e ragazze. Nei 28 paesi dell'Unione Europea sono 30.146, di cui oltre 1.000 minori. Il Papa spiega che questa piaga ha come obiettivo lo sfruttamento, il commercio di organi, l'accattonaggio e la delinquenza forzata. Anche qui a Roma. Anche le rotte migratorie sono spesso utilizzate da trafficanti e sfruttatori per reclutare nuove vittime della tratta. È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine. Prima dell'Angelus, Francesco invita i fedeli ad essere disponibili, operosi e in ascolto dei bisogni della gente, come Gesù che moltiplicando pani e pesci saziò tutti senza che nulla andasse sprecato. Fate lo stesso voi con il cibo, esorta, dopo i pasti e con le risorse che sono del mondo. Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori, distaccati e tranquilli. L'annuncio di Cristo, pane di vita eterna, richiede un generoso impegno di solidarietà per i poveri, i deboli, gli ultimi, gli indefessi. Questa azione di prossimità e di carità è la migliore verifica della qualità della nostra fede. Veniamo adesso in diocesi. In occasione della festa della Madonna della Lettera a Santa Margherita Ligure, il Vescovo ha esortato a non concentrarsi solo sulle proprie necessità materiali, ma a vivere in profondità la fede, quella sì capace di saziare il cuore. Vediamo il servizio. Potremo andare incontro alle necessità dei fratelli soltanto se saremo attenti alle nostre necessità più profonde. Così il Vescovo a Santa Margherita Ligure per la Madonna della Lettera, analizzando il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Monsignor Tanasini spiega che l'uomo ha certamente una fame di pane, ma se si ferma alla sazietà materiale rischia di morire di un'altra fame. Il Vescovo, richiamando le linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, insiste dunque sul bisogno di guardare più in alto. Mi sembra che ai giorni nostri ci sia il rischio che queste fami alte, diciamo, queste fami che sono nel profondo dell'anima, noi le mortifichiamo con il nostro atteggiamento, lasciatemi dire, materialista. La soddisfazione si ferma ad avere cose, riscoprire la fame del profondo dell'anima vuol dire smuovere la nostra vita. Vuol dire trasformarla, cercare tutto quello che davvero entra nel cuore.
Monsignor Tanasini racconta di aver dato un'offerta ad una persona bisognosa e di avergli sorriso guardandolo negli occhi. L'uomo, ricorda, ha detto grazie per il secondo gesto, quello più umano, quello che gli ha saziato il cuore. Ecco dunque l'invito, che arriva anche dalla Madonna della Lettera, a tornare alle origini, a credere in un Gesù che è attento a tutte le necessità degli uomini, a rafforzare la propria fede attraverso il Vangelo. Ha un valore le nostre tradizioni, ha un valore i nostri modi di esprimere la nostra fede, ma esprimere la nostra fede, quindi una vera fede, un vero amore per Cristo, che nasce dalla conoscenza, che viene dalla preghiera, viene dall'incontro vivo col Vangelo. Io vi prego di non essere sordi a questi inviti. E questa sera, a conclusione dei festeggiamenti per Nostra Signora della Lettera, andrà in scena lo spettacolo Non esistono ragazzi cattivi, scritto da Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Parteciperanno i giovani appartenenti alla comunità milanese Kairos. L'appuntamento alle 21:30 sul piazzale della chiesa di San Giacomo di Corte, dopo la messa di ringraziamento. E l'annuale pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dalla sottosezione di Chiavari di Unitalsi, quest'anno ha carattere diocesano. A presiederlo sarà infatti il vescovo Monsignor Alberto Tanasini, che insieme ai pellegrini si recherà nel santuario mariano francese dal 2 al 7 settembre prossimi. Ci sono due possibilità diverse di viaggio, in treno o in pullman. Le iscrizioni sono aperte nella sede dell'Unitalsi, che si trova nei locali del seminario vescovile di Chiavari, contattando anche i numeri di telefono 0185 30 88 15 oppure 338 4329 099 oppure scrivendo a chiavari@unitalsiligure.it. E primi segnali dal piano di sviluppo rurale. Le novità sono state spiegate dall'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai nel corso dell'Expo dell'Alta Valtrebbia. In corso un tavolo con Agea per attuare agevolazioni e semplificazione nell'attuazione dei bandi. Facciamo il punto. Piano di sviluppo rurale. Ad oggi la Regione ha pagato alle imprese i primi 35 milioni di euro. A dirlo l'assessore Stefano Mai in occasione dell'Expo dell'Alta Valtrebbia che si è conclusa ieri a Loco di Rovegno. L'erogazione di questi fondi, ha spiegato, sono i primi timidi segnali di un PSR che è partito in forte ritardo e con grandi difficoltà. Ad oggi abbiamo emesso 66 bandi con 228 milioni di euro a bando. Sino ad oggi abbiamo emesso circa 85 milioni di nulla osta finanziaria, significa per 85 milioni di euro abbiamo autorizzato la spesa, quindi le imprese possono spendere e fatturare, quindi rendicontare alla Regione. Intanto, proprio nei giorni scorsi, l'assessore Mai ha partecipato al tavolo tecnico con i vertici di Agea, l'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, oggi al centro di polemiche per i mancati pagamenti di fondi. Regione e Agea hanno convenuto alcune semplificazioni normative da applicare e agevolazioni nell'emissione dei bandi. Così, ad esempio, ha spiegato Mai, il GAL Verdemare sotto la guida del Parco dell'Antola a settembre potrà uscire con i primi. E oltre a questo abbiamo anche in queste aree, Antola Tiguglio diciamo, il progetto strategia aree interne, strategia nazionale. Questo è il primo finanziamento, diciamo il primo progetto che parte. Stanno lavorando sulla viabilità, sullo sviluppo economico, sulla sanità e sulle scuole, sull'istruzione, e credo che anche qui ci saranno 5-6 milioni a disposizione che andranno a buon frutto se i sindaci, come in questo caso, saranno molto uniti e evidenzieranno delle strategie locali, diciamo, uniche, unitarie e non saranno tirati da questo campanilismo che porta sempre ad avere qualcosa in più degli altri, ma che vengano applicate, attivate le politiche sul territorio che diano risposte a tutti. E tante persone ieri sera sono salite al santuario di Nostra Signora di Montalegro a Rapallo, aperto al pubblico per la prima delle 3 serate di incontri organizzati dal Comune. Il pubblico, seduto sui gradini della scalinata di accesso al luogo sacro, ha ascoltato la conferenza di Vittorio Sgarbi sui diversi volti di Maria nell'arte. Debutto positivo anche per il servizio in notturna della funivia. Vediamo. Da una parte le luci di Rapallo sullo sfondo che diventano sempre più piccole con la salita della cabina, dall'altra la facciata del santuario illuminata di blu che risplende nel cuore della notte e si va sempre più vicina. E questo è lo scenario suggestivo che ha fatto da cornice alla prima serata dei Tramonti di Montallegro, l'iniziativa promossa dal Comune di Rapallo e che ieri sera, in occasione della prima volta in notturna della funivia, ha portato ai piedi della scalinata che conduce al luogo caro ai rapallesi decine di persone che hanno ascoltato la conferenza di Vittorio Sgarbi. Un pienone un po' aspettato e di cui sono molto grato, perché
è come l'occasione per riconsegnare il santuario e questo luogo meraviglioso scelto dalla Vergine alla gente di Rapallo e alla gente della nostra diocesi. La serata di questa sera è stata interessantissima perché attraverso una carrellata di volti di Maria ne abbiamo colto il mistero, la spiritualità, ma anche l'umanità, la maternità. È stato come una grande lezione che ci ha affascinato ancora di più ad onorare la Madonna e a sentirla come nostra madre. Questa sera alle 21 sarà la volta di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, protagonista di un monologo molto particolare. Chiuderà il cartellone a Montallegro lunedì 6 agosto l'attore, regista e sceneggiatore Michele Placido. Positivo per la prima serata anche il debutto della funivia in notturna, utilizzata da tutti coloro i quali sono saliti al santuario per partecipare alla conferenza. È andata al di là di ogni aspettativa, con una larghissima partecipazione ed è veramente suggestivo. L'avevamo avuto un'anticipazione l'altra notte quando abbiamo fatto il test positivo che ha dato l'ok definitivo per la funivia in notturna, e proprio a circa metà del tragitto dietro il santuario con questa illuminazione così bella, così suggestiva, e a valle il Rapallo e tutto il golfo del Tigullio illuminato. Veramente è uno spettacolo unico che abbiamo dato la possibilità a tantissime persone, e lo faremo anche in futuro, di poterlo apprezzare al meglio. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola Rai, Lega e Forza Italia verso la rottura, scontro sul presidente della Rai, ultimatum di Salvini, se non votate FOA state col PD, Berlusconi non cede, in aula il decreto dignità, maxi tavolo sull'Ilva, i sindaci si sfilano, in particolare quello di Taranto. Ma veniamo a Cristiano Ronaldo che sbarca definitivamente a Torino, brivido caldo è in tutta Italia per l'arrivo di uno dei giocatori più amati al mondo, il primo giorno da bianconero dell'asso portoghese. La ronda, la caccia alle botte, muore immigrante inseguito, 2 italiani sotto accusa, aveva attrezzi per rubare, il tutto accaduto ad Aprilia. Quelle parole e il rischio di regalare alibi all'odio, il commento di Antonio Polito. Chi ha avvelenato Caos, il cane eroe, cercò i sopravvissuti dopo il sisma di Amatrice, ucciso dagli umani che salvava. E siamo sempre sul Corriere della Sera, nelle pagine interne, torna a casa la ragazza simbolo della protesta palestinese, ora un ruolo per le palestinesi, scarcerata Haem Tamimi, aveva schiaffeggiato 2 soldati israeliani, l'artista italiano rilasciato, Jorit, fermato dopo un graffito sul muro dedicato proprio all'adolescente, il muro che separa Gaza da Israele. E siamo sul secolo XIX, Ilva, Di Maio chiama 62 sigle, Taranto non ci sta, la Lega è a disagio, maxi tavolo per offerta di Mittal, Genova scettica, oggi non si deciderà nulla. Ondata di caldo da bollino rosso, meteo sopra i 30 gradi in Liguria, arrivano i temporali di calore, però in realtà ci sono sempre stati. E poi ancora dal nostro territorio, Studio Lavoro è pronto per il brindisi dei 200 anni, vediamo di che si tratta nelle pagine interne del secolo XIX. Da 200 anni vicino alle ragazze e ai più deboli, Studio e Lavoro, pronto il brindisi con il merellino di Bacezza, vino prodotto da ospiti ed educatore con l'uva coltivata nel cortile. La società economica nel 1819 fondò l'ospizio per giovani donne senza famiglie e mezzi, ora le stanze sono 7 per gli ospiti della comunità educativa, per minori al primo piano, ognuna con 2 letti e servizi igienici, 6 gli alloggi privati per i ragazzi di 18-21 anni al secondo piano e 2 gli alloggi di pronto intervento di ospitalità per famiglie composte da madri e bambini in difficoltà. Nato come convento è diventato poi orfanotrofio, la storia proprio dell'edificio che ospita Studio e Lavoro. E ancora all'interno del secolo XIX, Parco Sterza, cibo e risate con i ragazzi di Noi di Pila, piatti di casa e specialità per animare la serata con la gente del quartiere, dalla focaccia ai volovan, dagli stuzzichini all'insalata di pasta alla sicula.
La cronaca, uno straniero di 29 anni già conosciuto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia a Chiavari dopo aver rapinato 2 minori. I fatti si sono svolti sabato sera nell'area del porto turistico di Chiavari. Il malvivente si è avvicinato ai 2 ragazzini, dopo averli minacciati ha rovistato all'interno dei loro zaini per poi rubargli una somma di 12 euro. Un cittadino ha assistito alla scena, dopo aver tranquillizzato i 2 ragazzini molto spaventati ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato chiavarese si sono messi subito sulle tracce del ladro, scovandolo nascosto all'interno di un autobus di linea parcheggiato nella zona della stazione. Il 29enne, con svariati precedenti di polizia, è trovato in possesso proprio dei 12 euro poco prima sottratti ai giovanissimi e sarà processato per direttissima. 4 giovani tra i 26 e i 38 anni sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. A tutti è stata ritirata la patente e i provvedimenti sono stati presi nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri nelle diverse località del Tigullio. E 2 uomini di 43 e 50 anni pregiudicati sono stati denunciati per furto aggravato. I 2 sono stati sorpresi a rubare dei capi di vestiario griffati da alcuni negozi di Santa Margherita Ligure per un valore complessivo di 150 euro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Altri aggiornamenti dalla redazione con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Torniamo su queste giornate di caldo, l'avete visto anche dai giornali qui sul nostro territorio. Oggi è una giornata da 27-28 gradi sulla costa, c'è una temperatura massima di 31 gradi a Rapallo, ma la situazione peggiore è sicuramente su Genova e la Protezione Civile regionale ha emesso un livello di allerta per la giornata di oggi, di domani, di mercoledì 1° agosto. Oggi l'allerta è di colore arancione con una temperatura minima di 26 gradi sino a una massima percepita di 36 gradi. Ma la giornata di domani e quella di mercoledì appunto saranno da bollino rosso, vuol dire ondata di calore con condizioni ad elevato rischio che persistono per più giorni consecutivi e dunque anche con eventuali problematiche alle condizioni di salute. Per domani e mercoledì sono previste temperature al mattino intorno alle 8 di 27 e 28 gradi fino a una massima percepita di 36-37 gradi, dunque su Genova occorre dunque fare attenzione per questa ondata di caldo. È tutto dalla redazione. A te Andrea. Grazie, adesso lo sport. Le ragazze dell'Under 19 del Rapallo Pallanuoto sono campionesse d'Italia. Le gialloblu hanno avuto la meglio sul Bogliasco Bene 1951 nel derby ligure che si è disputato nella piscina del Poggiolino, sede delle Final 8 2018. 11-4 il risultato finale di un match che il Rapallo ha da subito interpretato nella giusta maniera con grinta e determinazione. Lacrime di gioia per il capitano del Rapallo Pallanuoto, Nicole Zanetta, eletta miglior giocatrice della Final 8. Al fischio finale tutti in vasca per festeggiare la vittoria. Vediamo. Una grande soddisfazione. Sì, grandissima, abbiamo lottato tutto l'anno e ci siamo sacrificate per arrivare a questo punto e ce l'abbiamo fatta, è bellissimo, non ci sono altre parole da dire. Per te è una doppia soddisfazione, anche giocatrice del torneo migliore. Sì, non me l'aspettavo assolutamente, comunque grazie a tutte, siamo una squadra, siamo una grande squadra e l'abbiamo dimostrato. Avete fatto una grande festa. Sì, grande, anche perché abbiamo vinto tutte le partite e anche di abbastanza gol di distacco, quindi ce lo siamo meritati. Una dedica particolare? Vabbè, a tutte le ragazze, alla famiglia, ai genitori, a Luca, alla società, è tutto bellissimo. Contento? Assolutamente sì, sono contento. Soprattutto per Nicole perché sono anni che si merita questo trofeo e tutte le volte non glielo danno, non capisco perché. Questa volta ovviamente non potevano farlo e non potevano far diversamente, quindi sono contento per lei, per le ragazze, per la società, per tutti. Siamo tutti contentissimi. Sono giocatrici che poi andranno bene anche alla prima squadra. Lei è già il nostro titolare inamovibile da 2 anni, quindi ha già fatto la sua strada e deve ancora iniziare, è ancora solo l'inizio. Ma lei come tante altre, come tutte, noi come al solito tutte le giovani le valorizziamo al massimo e la nostra squadra è formata da tutte le nostre giovani del nostro vivaio e già il risultato della prima squadra è la conseguenza di tutto questo lavoro che facciamo. Questo è il 5° titolo Under 19. Siamo la prima società in Italia per numero di titoli in questa categoria e dopo un'annata come questa penso che possiamo essere molto soddisfatti. Il futuro promette bene. Il futuro ci stiamo preparando,
Settimana prossima saremo a Roma per le finali Under 15 e vediamo cosa succede. Con lo sport si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.